Nell'ambito del progetto SAR, l'azione Valorizzazione Scorie di Acciaieria ha visto coinvolti 9 partner, di cui 3 acciaierie, o meglio una acciaieria e 2 fonderie del Veneto, e 6 utilizzatori finali appartenenti al mondo dell'edilizia. Nel Veneto solo queste 3 acciaierie, quindi una acciaieria e 2 fonderie, producono all'anno 100.000 tonnellate di scoria che oggi è destinata alla discarica. E il progetto di fatto quindi ha voluto dimostrare e provare a trovare delle soluzioni a questo problema ambientale. Solo queste 3 ne producono 100.000, ma se dovessimo guardare anche solo la produzione collettiva italiana, parliamo addirittura di milioni di tonnellate di scorie che vengono prodotte e destinate alla discarica. Il progetto quindi ha dimostrato, con il coinvolgimento di questi 6 utilizzatori del mondo dell'edilizia con applicazioni comunque diverse, che il materiale opportunamente lavorato, trattato all'interno degli stabilimenti produttivi, acciaierie e fonderie, e successivamente formulato con delle formulazioni tra l'altro anche queste innovative perché ecosostenibili, quindi senza clinker, che la scoria destinata prima alla discarica può essere utilizzata come nuovo prodotto e quindi come sottoprodotto di queste aziende per applicazioni realmente commerciabili. Durante l'attività si sono fatti diversi test, le aziende, le acciaierie e le fonderie hanno studiato e simulato diversi processi interni per il trattamento, mentre gli utilizzatori hanno fatto dei test di durabilità del materiale, dei test di applicazioni su diversi, manufatti finiti, e i risultati dell'attività hanno dimostrato che effettivamente in alcuni casi, per una fonderia in particolare, non c'è una reale applicabilità o una applicabilità limitata. Questo perché comunque il materiale conteneva degli elementi che di fatto non permettevano una completa formulazione, mentre per altre 2 fonderie, quindi parliamo comunque lo stesso di circa 90.000 tonnellate all'anno di materiale disponibile, l'attività sperimentale ha dimostrato che il materiale può essere trattato e formulato per applicazioni non strutturali nell'edilizia. Il progetto quindi, che in realtà è finito con un'attività di studio e di sperimentazione, ha portato addirittura dei risultati industriali. I risultati industriali sono che una di questi soggetti, perché poi anche lì è un po' la volontà del soggetto industriale di entrare poi nel mondo del riutilizzo, uno di questi soggetti industriali, quindi una fonderia del Veneto, si è messa in gioco nel valutare la possibilità commerciale di riutilizzare questo materiale con 3 dei soggetti coinvolti nel progetto. Quindi un risvolto dell'attività sperimentale estremamente positivo e che dovrebbe anche fare da caso studio e best practice per ulteriori utilizzi e ulteriori applicazioni con altre aziende del settore, sia nella nostra regione che in altre regioni.